sono dipendente a livello part-time di un'azienda agricola e mi occupo da circa 10 anni di questo settore e sono operatrice turistica, e vivendo a Caorle ho una conoscenza di quello che è la situazione del settore turistico, che è strategico. Questa volta però mi sono proposta per fare la relazione sull'energia. Dunque, l'energia è un settore strategico per la nazione. La scelta e l'indirizzo dell'energia è importante perché da esso dipende in che maniera noi vogliamo sviluppare anche l'industria e vogliamo sviluppare tutta una serie di altre cose. Dunque, facciamo una premessa: l'Italia attualmente dipende dal 76,2% dall'estero per l'approvvigionamento dell'energia. L'elettricità, l'energia elettrica la prendiamo dalla Svizzera e dalla Francia, la Francia in particolar modo ci vende la sua energia nucleare. Il gas naturale, il metano, lo prendiamo quasi esclusivamente da Russia e dai paesi del Mediterraneo, e per cui siamo sotto tiro di tutto quello che può essere l'instabilità economica degli altri paesi. Per cui il Movimento 5 Stelle, fra le varie cose che persegue, è l'autosufficienza energetica, per non dipendere da questi paesi anche dal punto di vista propriamente politico. L'unica maniera per poter uscire da questo ricatto è quello di cercare l'indipendenza. L'Europa e l'Unione Europea è andata in questa direzione, perché ha detto: noi come continente non possiamo più dipendere dagli altri, dobbiamo cominciare a pensare a uno sviluppo differente. Adesso abbiamo Federico Bonollo che ci relazionerà sull'informazione, giusto Federico? E tu anche stai dentro i 35 minuti? No, un'oretta e un quarto ho finito, tranquillo. Prendete un caffè che qua ci metteremo. No, tranquilli, io 4 minuti e 30 secondi ho finito. Allora, vabbè, io devo parlare dell'informazione. Di solito sono abituato a parlare di democrazia diretta, questa volta mi sono preso questo tema, che rappresenta tra l'altro uno dei due motivi per cui sono dentro il Movimento 5 Stelle, che è sempre stato un po' il nostro metodo, che era quello dell'informazione e della partecipazione. Ma non partecipazione di stare a venire qua a guardare me, ma quello di poter utilizzare gli strumenti di democrazia diretta, come spiegava prima l'Arianna. Per cui accanto ai vari poteri legislativo, giudiziario e esecutivo è venuto fuori che la capacità di influenzare le opinioni e di poter dare le informazioni è diventato una cosa fondamentale. Infatti la libertà di stampa non esisteva neanche prima del XVII secolo, era un problema che nessuno si poneva. Per questo poi, grazie agli stati nazionali, è diventato un diritto fondamentale e finalmente sono nati i contributi governativi alla stampa, cioè soldi da dar via, che prima invece non venivano dati. Questo perché bisognava rispettare il pluralismo. Questo ve lo sto dicendo per far capire perché adesso noi vogliamo toglierli invece, e adesso ci arriviamo. Il rischio principale che si corre, che tutti gli studiosi sono unanimi su questo pensiero, è il problema che ci sia un controllo politico di mezzi di informazione, un po' tipo la RAI, non so se avete presente, e l'accentramento di esso nelle mani di un ristretto gruppo di persone, perché appunto il problema è che dopo fanno filtrare le informazioni. Io mi accorgo adesso con internet, ogni tanto ci penso come poteva essere fino a 10 anni fa, mi metto le mani nei capelli. Dato il mio professore mi diceva sempre che tra le tante cose di mass media non c'è come pensare, ma su cosa pensare. Ho detto, quindi ti metti in bocca tutto quello che dopo parlerete al bar. Tipo adesso il discorso di oggi sarà che Grillo è fascista, storie, vabbè. Questo sarà lo spunto per cui vi metto in bocca le parole che dopo discuterete insieme con gli amici. La situazione italiana naturalmente è pessima, perché siamo un paese semilibero, appunto per tutti quei problemi che ormai sappiamo benissimo. La RAI è politicizzata, esiste solo un duopolio con Berlusconi proprietario di uno dei due poli. Il problema del finanziamento dei giornali che vengono utilizzati per pagare tanto solo i proprietari e i direttori, mentre i poveri giornalisti sono sottopagati. E una cosa... Allora, buongiorno a tutti, sono
Stefania Pascolin, sono di Musile di Piave, ho 40 anni, 2 bimbi e adesso sono qui per portare voce al programma del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la salute. Mi scuso perché non sono molto abituata a parlare in pubblico, anzi non lo sono per niente, per cui sono un po' in soggezione, come si dice. Allora, la salute per il Movimento 5 Stelle è fondamentale e pensiamo che su questo, l'ha già detto anche Guido, non si possano fare tagli e invece di tagli si parla tutti i giorni, un giorno sì sui giornali. Questo è uno dei tanti articoli che vedete. Si parla di tagli qui al settore sociale, che non è un servizio essenziale ma penso molto importante per le persone che ne usufruiscono dei servizi. Qui noi contiamo soprattutto sulle nuove tecnologie per rendere di pubblico dominio tutta una serie di informazioni che adesso non lo sono. Per esempio possiamo pensare di pubblicare online le liste d'attesa, possiamo pensare di pubblicare online le convenzioni pubblico e privato e magari scritte anche in un linguaggio comprensibile a tutti i cittadini. Un'altra idea potrebbe essere quella di pubblicare i dati sulla qualità degli interventi che vengono erogati nei vari ospedali, quindi non so, tassi di successo, quantità degli interventi effettuati, quantità di complicanze, eccetera. O ancora utilizzare proprio la rete per creare dei servizi online. Vabbè, qui nella foto ho messo un servizio che forse già conoscete, che era quando l'US9 di Treviso è partita con il progetto per lo scarico dei referti online e si è dimostrato che questo progetto ha funzionato moltissimo. I cittadini hanno potuto da casa scaricarsi dopo 2 giorni i referti dei loro esami, risparmiando benzina, tempo a tutti quanti. Adesso fortunatamente lo stanno esportando in tutte le US del Veneto e anche nella regione Lazio. Vi ho messo qui poi altri esempi di punti trattati che però non sono tutti, quindi per esempio l'8 per 1000 la ricerca medico-scientifica, piuttosto che una valutazione di impatto ambientale, di impatto sulla salute delle politiche pubbliche, piuttosto che il reato di strage per gli amministratori pubblici per danni sensibili e diffusi che comportano malattie per i cittadini. Oppure, ecco, per entrare nel tema medici, qualcosa si diceva di distinguere la carriera pubblica e privata dei medici, o lavori nel pubblico o lavori nel privato, incentivando possibilmente la permanenza nel pubblico. Penserei quasi di aver finito, fortunatamente per me. Allora, vi lascio con questa frase di Vandana Shiva celebre. Il corpo obeso del bambino americano e lo scheletro di quello africano sono il prodotto dello stesso sistema alimentare. Entrambi possono essere evitati. E una domanda così di riflessione: siamo pronti a cambiare i nostri stili di vita? Brava. Ciao a tutti, sono Simone Scarabel, ho 30 anni, sono di Treviso, ho sempre fatto parte, diciamo, del meetup di Treviso, a partire proprio dal primo video per cui sono dentro il mondo dei grilli e comunque del movimento da più di 5 anni. Ho scelto di candidarmi più che altro secondo me l'obiettivo principale è abbattere qualsiasi conflitto di interesse all'interno dello Stato. La politica adesso è arrivata a un tale disgusto ormai che guardando la TV sono invischiati dappertutto dall'informazione che ci rende schiavi delle loro false notizie, alle società, alle banche. Le nostre tasse vanno spese per salvare le banche invece di essere spese per dare servizi ai cittadini e noi non finiamo solamente per venire soppressi tutti i servizi di cui alla fine abbiamo bisogno. Per cui se veramente riusciamo a interrompere, spezzare questa catena che lega i poteri, diciamo, forti, così chiamati poteri forti, alla politica, riusciremo veramente a liberare questo Stato dal grosso peso e a interrompere l'incrementare del debito pubblico. Questo è il mio obiettivo principale e logicamente avvicinare in questo modo, tramite persone normali, che potete essere voi, adesso sono qua io, ma tra un anno o 2 potrete veramente essere voi, dare veramente allo Stato la possibilità di avvicinarsi in questo modo ai cittadini. Bravo. Buongiorno a tutti, 45 anni, mi chiamo Gianni Girotto, io tra le varie cose sono socio di Banca Etica da 9 anni
e tengo una trasmissione radiofonica dedicata appunto alla finanza etica. Ho scelto questo argomento perché siamo letteralmente, matematicamente dominati dal mondo finanziario. Il mondo finanziario virtuale genera 11 volte il PIL che viene generato dal mondo reale. A Bruxelles ci sono 700 lobbisti che operano a favore delle istituzioni finanziarie. Attenzione che lobbista non è una brutta parola, a Bruxelles è un lavoro legale e regolamentato. Appunto ogni giorno ci sono 700 persone pagate dagli istituti finanziari e dalle assicurazioni che lavorano per supportare la legislazione in determinato senso. Viceversa, lobbisti pro consumatori non ce n'è neanche uno. La Banca Centrale Europea è posseduta dalle varie banche centrali nazionali, la Bundesbank tedesca ne ha il 28%, la Banca Centrale francese ne ha il 15%, l'Italia ne ha il 10%, eccetera. Il problema è che la maggior parte di queste banche centrali sono di proprietà di banche private. Banca d'Italia si chiama Banca d'Italia, ma non è una banca pubblica, è posseduta al 100% dalle banche private, Unicredit, Intesa San Paolo è il 28%, Unicredit il 10%, eccetera, eccetera. Quindi è matematico che siamo completamente governati dalla finanza. Io sono un po' di tempo che seguo questo argomento, per cui cercherò di fare il più possibile trasparenza, perché la prima cosa di cui abbiamo bisogno è la trasparenza.